Oggi facciamo il giro del lago. Oggi, nei prossimi giorni, ci sono 270 km. Domani mattina ci svegliamo presto e andiamo a vedere direttamente il centro storico di Costanza. Eccoci arrivati. Ci è voluta un po' di costanza, ma ce l'abbiamo fatta. Piccola curiosità, avete presente quella statua che abbiamo visto sul porto? A parte il fatto che gira e non me l'aspettavo, ho scoperto che raffigura una cortigiana italiana. Raffigura in realtà tutta una situazione, una specie di statica politica del 500, però la cosa importante è che è italiana. Ho dedicato 3 ore alla città di Costanza, o meglio, al centro storico della città di Costanza, l'ho presa con molta calma e credo di avervi fatto vedere in maniera dettagliata più o meno tutto. Quindi adesso ci spostiamo. Prossima destinazione, l'isola di Reichenau. Ho visto alcune foto e sembra molto interessante. Se fossi un vichingo questa sarebbe la prima isola che deprederei, non importa come ci arrivo, perché è piena di abbazie e chiese anche grandi. E sapevate tra l'altro che è patrimonio mondiale dell'UNESCO? Boh, piena forse è un po' esagerato, ce n'è 3, però l'isola è piccola, quindi sono tante. Comunque, per il resto non è niente di che, cioè è un'isola con sopra un paesino di campagna e 3 chiese importanti, punto. E adesso parlo da un punto di vista turistico, perché da un punto di vista pratico ci vivrei volentieri, alla fine vivere in campagna vicinissimi a una città grande come Costanza, sono 9 km, e con un lago veramente stupendo nei pressi. Vediamo quanto costano le case. Mm. Mm. Anche qui è bastata un'oretta per fare tutto il giro dell'isola con la calma e fermandomi in tutti i luoghi interessanti, quindi insomma è abbastanza piccolina. Prossima destinazione, Radolfzell am Badensee.
E niente ragazzi, anche qua c'entriamo noi. A quanto pare Radolfzell significa letteralmente cella di Radolf, e Radolf era un vescovo di Verona, quindi italiano, che ha fondato qui una cella monastica, ha creato un monastero dal quale poi è nata la città. E credo che sia quello qua dietro. E a quanto pare la città è anche un importante snodo ferroviario. Infatti ho fatto un po' di fatica per raggiungere il lago perché dovevo trovare l'accesso sotto i binari. Devo ammettere che non avevo grandi aspettative per la città di Radolfzell, quindi sono restato piacevolmente colpito. Prossima destinazione Stein am Rhein, che sarà anche la prima città svizzera. Si vede che siamo arrivati in Svizzera. Comunque ho scoperto che Rhein am Main significa pietra sul Reno, perché da qui il Reno, dal lago di Costanza, riprende il suo corso. Ho studiato. O comunque un'altra cosa che avevo già notato in Svizzera è che qua proprio la paura del coronavirus è pari a 000. Non c'è neanche una mascherina, ma neanche nei supermercati. Comunque adesso ci spostiamo, prossima destinazione Kreuzlingen. Eccoci! Oggi siamo andati avanti fino alle 8:30 di sera, quindi un po' di più di ieri. E non so se avete riconosciuto il posto, ma ho messo la tenda nell'esatto preciso punto in cui l'ho fatto ieri. Siamo arrivati a Costanza, conoscevo il posto, perché no? Oggi tra l'altro abbiamo fatto 95 km, che è un bel numero. Direi anche 100 se calcoliamo tutte le vie e le viuzze che abbiamo percorso nelle varie cittadine. Questo potrebbe rendere la tappa un po' più difficile, però in realtà non ci sono grandi dislivelli, quindi è ancora alla portata di quasi tutti, dai. Domani ritorniamo in Svizzera senza fare tutto il giro, ma passando direttamente per Costanza e andiamo subito a Kreuzlingen.